Nasce il distretto del commercio Arzignano Chiampo, un passaggio fondamentale per costruire un progetto condiviso per una visione più d'insieme e completa sul futuro della valle, che potrà così acquisire un'identità territoriale più forte. Molte sono le cose positive da sottolineare di questa iniziativa. Da un lato la storica collaborazione tra il Comune di Chiampo e il Comune di Arzignano, i quali mettono insieme le proprie energie per dar vita a questo distretto. Un'iniziativa speriamo che possa riguardare anche altri settori. In secondo luogo direi appunto la vicinanza ai nostri commercianti. Il commercio locale rappresenta la struttura portante delle nostre comunità. Dar la possibilità ai nostri commercianti di lavorare qui, vivere qui, produrre reddito qui, anima e dà vita alle nostre città. Il distretto del commercio sarà importante per accedere ai bandi della Regione Veneto, necessari per reperire risorse da investire sul commercio e sui negozi della valle, così da valorizzare una delle zone più produttive d'Italia. Riusciremo per la prima volta a partecipare uniti in Regione Veneto per portare a casa quei finanziamenti fondamentali per aiutare a crescere, a sostenere e a potenziare il commercio dei due comuni. Il commercio locale deve crescere, anche a maggior ragione dopo questa pandemia arriva a fagiolo questa collaborazione, quindi le piazze dovranno ricominciare a rivivere. Arzignano e Chiampo avrà il suo brand. Arzignano e Chiampo avranno un loro brand per promuovere iniziative culturali, per valorizzare il patrimonio storico e artistico, per rilanciare i centri urbani e per supportare le botteghe, così importanti anche per la riqualificazione dei centri storici, dei quartieri e delle frazioni. Ci aspettiamo veramente di mettere in campo tutta una serie di iniziative che rafforzino ancora di più le nostre categorie commerciali e i nostri esercizi, che rappresentano veramente l'ossatura delle nostre comunità.